Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. I love you. Show me. Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for 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 you. Yes, 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 I would. Totally broken hearted, guilty of what I did to you. Lately since we parted, I truly know that I needed you. Yes, I do, because I give it all up for you. 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 Yes, 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 I would. Come on, I give it all up for you. 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 Yes, 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 I would. Yes, I would. Yes, I would. Yes, I would. Hey. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Sveva. Something got me started. E io torno indietro nel 1991-92. Questo pezzo uscì nell'estate, anzi nel settembre del 91, ma furoreggiò poi per tutta l'estate del 92. Grandissimo pezzo dei Simply Red, veramente che belle sensazioni. Amici e amici miei, Manon dell'Avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1031 di oggi, giovedì 10 di luglio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, vi perdete gli Auto da Fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, vi perdete soprattutto un gran bel giornale online, quindi radiolibertà.net. Le nostre coordinate 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294 7222 quando lo dirò io per il telefono. Adesso però noi nel mentre direi che possiamo mandare il diritto e rovescio con Pierluigi Magnaschi e poi avremo il Qui Parlamento con l'onorevole Andrea Barabotti.
Vai pure, Sveva. Gli ultimi sondaggi demoscopici confermano che i socialisti tedeschi sono in caduta libera. Essi infatti sono scesi al 13% dei consensi e, da partito che ha guidato diversi governi in Germania, compreso il penultimo con Scholz, stanno precipitando nella quinta posizione della graduatoria dei partiti tedeschi. Alle elezioni del 23 febbraio scorso i socialisti si piazzarono al terzo posto con il 16,4% dei voti. Il crollo dei socialisti è compensato in parte dalla ulteriore crescita dei cristiano-democratici della CDU-CSU, il partito del premier Merz, che da febbraio sale dal 28,5 al 30%. L'ADF, il partito di estrema destra che alcuni dicono filo nazista, cresce più di tutti, dal 20,8% delle recenti elezioni politiche al 25% del sondaggio. Tengono i Verdi al 12%, quasi invariati dall'11,6% di febbraio, e la Linke, il partito di estrema sinistra che da febbraio, quando aveva preso l'8,8%, è salita al 10%. Insomma, per concludere, i socialisti tedeschi rischiano adesso di fare la stessa fine dei socialisti francesi, che non possono più aspirare di avere un premier. D'altronde i cicli politici sono così, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Capita che un partito che un tempo era sulla cresta dell'onda piglia e non riesce più nemmeno a esprimere un premier. Succede, ahimè. Allora, nel frattempo io direi che possiamo dare un'occhiatina alle agenzie. Il caso investita e uccisa a Portocervo, scrive l'Ansa. Al volante la moglie della D di Lufthansa, la donna già rientrata in Germania accusata di omicidio stradale. Vergogna. Grosseto, incendio in un campeggio a Castiglione della Pescaia, 600 evacuati, in fiamme una pineta. Ancora la conferma dell'ENAC: per volare in Italia e nell'UE basta la carta d'imbarco, stop all'obbligo dei documenti. La Meloni: fondamentale l'unità dell'Occidente, Zelensky: c'è bisogno delle sanzioni USA. E poi il primo piano: Ferrero ha raggiunto l'accordo per acquistare la Kellogg per $23 per azione, l'annuncio in una nota. OpenAI sfida Google, vicina al lancio di un browser con l'intelligenza artificiale. Media: per la società ChatGPT accesso più diretto ai dati utenti. Nel frattempo è in corso la conferenza stampa tra Starmer e Macron e ci sono due cose rilevanti. La prima: l'Inghilterra e la Francia coordineranno i loro arsenali atomici contro qualunque aggressore dell'Unione Europea. La seconda cosa è che la Francia e l'Inghilterra hanno stipulato un accordo di collaborazione in tema di respingimenti dell'immigrazione clandestina. Si intitola Uno dentro, uno fuori, cioè sostanzialmente cosa succederà? Succederà che tra qualche settimana, con questo accordo, i migranti che arriveranno con i barconi sulle coste inglesi saranno incarcerati e rispediti in Francia in tempi brevissimi. In cambio sarà permesso invece ritornare nel Regno Unito attraverso un percorso protetto e soltanto se questi migranti non hanno già provato a entrare illegalmente nel Regno Unito. In questo modo, dice Starmer, gli attraversamenti Antonino, della scusami. Manica. Sì, Cioè, ora arrivo subito. Ok, Gli pensavo non avessi attraversamenti. letto. No, ho letto. Gli attraversamenti della Manica saranno inutili. Ecco, volevo completare questo. Qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, mi scuso per aver fatto attendere qualche secondo in più l'onorevole Andrea Barabotti, però credo che il tema possa solleticarlo e non proprio. Come le sembra questo accordo tra Francia e Inghilterra?
Cioè arrivano con i barconi in Inghilterra, li arrestano subito, li rispediscono l'indomani mattina in Francia. In Italia perché noi non riusciamo a fare una cosa del genere? Mi sembra che l'Inghilterra, uscita dall'Europa, riesca a far valere i propri interessi nazionali meglio di come lo facciano le nazioni che stanno all'interno dell'Unione Europea. Mi sa che lei ha ragione, onorevole. Una grande differenza. Ecco. C'è un tema di sovranità di cui noi abbiamo sempre parlato e che in qualche modo è inficiato dalla nostra presenza all'interno dell'Unione. Però, insomma, questo è un tema che noi abbiamo sollevato. Nel 2024 alle elezioni eravamo l'unica vera forza politica, la Lega, in discontinuità rispetto al passato. I cittadini italiani purtroppo non ci hanno premiato rispetto a questa proposta. Oggi abbiamo il von der Leyen bis e la Lega è l'unico partito italiano che, coerentemente con quanto ha detto e fatto in campagna elettorale, voterà la sfiducia a questa commissione. Certo. Senta, ma allora, visto che restiamo in tema di Commissione europea, c'è stata questa audizione di Dombrovskis sulla classificazione di sfalci e potature. Che cosa è venuto fuori, onorevole? Dombrovskis è arrivato in audizione per parlare delle prospettive di semplificazione che l'Unione Europea ha rispetto a tanti temi. Io mi sono concentrato sul tema agricolo e il tema dell'intelligenza artificiale. Sul tema agricolo c'è una vistosa lungaggine burocratica, c'è una vistosa stortura burocratica legata alla gestione degli sfalci e potature, e Regione Lombardia in Italia, guidata dal presidente Fontana, è l'unica regione che, assumendosene la responsabilità, consente agli agricoltori di gestire in modo adeguato sfalci e potature. Che cosa succede? Lo spiego in parole semplici. Gli sfalci e le potature sono considerati a livello normativo dei rifiuti, mentre noi diciamo, siccome gli sfalci e le potature possono subito tali e quali essere presi e finire all'interno di altri processi produttivi, io penso ad esempio a chi brucia le biomasse per produrre energia, no? Allora, sì, non consideriamoli un rifiuto, consideriamoli un sottoprodotto e consentiamo agli agricoltori di raccoglierli e conferirli laddove questi sottoprodotti vengono valorizzati per la produzione di energia. La Commissione europea, anche di fronte ad alcune interrogazioni fatte dal gruppo della Lega in Europarlamento, dice no, siccome sfalci e potature non sono frutto di un processo produttivo, inteso come a livello normativo loro lo intendono, dobbiamo considerarli dei rifiuti. Quindi, prima di andare dentro un bruciatore di biomasse per diventare energia, qualcuno deve certificare che non sono più rifiuti ma sono sottoprodotti. E quindi sottoporre sostanzialmente gli sfalci e le potature a un processo che si chiama end of waste, che viene appunto codificato dal Ministero e quindi segue un particolare iter. Questo deve produrre, quindi questo procedimento di end of waste deve caratterizzare gli sfalci e le potature non più come un rifiuto ma un sottoprodotto. E per noi questo è sostanzialmente si tratta di mettere un bollino, di mettere una certificazione di cui non ci sarebbe bisogno in un paese normale. Sfalci e potature sono sfalci e potature e si conferiscono sotto la responsabilità di chi produce sfalci e potature all'interno dei circuiti che possono valorizzarli. Questo perché vogliamo semplificare la vita agli agricoltori, vogliamo fare dell'economia agricola un'economia maggiormente circolare, e perché non vogliamo che su questi adempimenti burocratici ci siano qualcuno che ci guadagna a scapito del settore primario, semplicemente. Certo. Si è detto da questo punto di vista disponibile a valutare questa semplificazione per il mondo agricolo all'interno di un pacchetto di misure che riguarderà il mondo agricolo e che vedrà la luce nei prossimi mesi.
E quindi per noi è un fatto importante, perché anche a livello parlamentare abbiamo provato più volte, grazie all'aiuto del vice ministro Vagnagava, a superare questo scoglio burocratico, ma ci siamo sempre scontrati con i regolamenti e la burocrazia europea che ce l'ha impedito. Ecco, ci auguriamo allora che la saggezza, insomma, le proteste e le voci che lei ha rappresentato davanti a Dombrovskis vengano raccolte, anche perché io le dico la verità, con questa Unione Europea c'è da aspettarsi veramente di tutto in nome del verde e in nome del green, perché quello che io temo è che dicano va bene, vi diamo la semplificazione sullo sfalcio, però poi vi mettiamo un'altra pastoia per quanto riguarda il verde e così via. Ma perché sono così eco-talebani? Guardi, allora, io credo una cosa. Statistiche a mano, noi sappiamo che ci sono il 20% della popolazione italiana che sono per lo più agricoltori che vivono nel mondo rurale, che si prendono cura dell'80% del nostro territorio. Sì. Allora, se noi fossimo ecologisti davvero, come Coldiretti mi dice quando mi sollecita su questo fronte degli sfalci delle potature, se noi fossimo davvero attenti all'ambiente, dovremmo mettere in condizione chi vive l'ambiente rurale, chi vive l'80% del nostro territorio, di viverlo in modo semplice, di viverlo in modo remunerativo, di investire semplicemente nelle loro aziende, di tagliare la burocrazia, perché se noi rafforziamo questo sul territorio, noi ci prendiamo cura del 20% del nostro territorio. Questa è una cosa molto semplice, molto intuitiva per tutti, non lo è per l'Unione Europea. E quindi sì, ci dobbiamo aspettare ulteriori complicazioni su altri fronti. Io ho fatto i miei migliori auguri di lavoro a Dombrovskis, no? Perché alla fine, come dire, noi non sosteniamo quella commissione, ma sul piano della semplificazione tutti i settori, tutte le categorie produttive del nostro paese chiedono semplificazione. Quindi io ho fatto a lui gli auguri di buon lavoro, gli abbiamo dato come Lega questo spunto, un paio d'altri spunti sull'intelligenza artificiale, sono cose talmente di buon senso, sarebbe criminale non cogliere l'opportunità. Certo, è quello che ci aspettiamo. Onorevole, senta, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Beh, adesso abbiamo un impegno da qui a stasera, sperando di non andare alla mattinata di domani con una seduta a fiume, di convertire il decreto infrastrutture, il decreto voluto da Matteo Salvini che, come dire, mette le gambe alle infrastrutture nel nostro paese e investe importanti risorse per sostenere tutti coloro che vogliono lavorare, viaggiare e farlo sempre più velocemente. Molto bene. Allora, buon lavoro e al piacere di risentirci presto. Bene, torno in aula a sostenere l'azione del nostro governo. Grazie, buon lavoro. Buonasera. Grazie a voi. Qui Parlamento. Adesso pausa, pubblicità e poi Gabriella Ronza, Epos, dobbiamo imparare a saper dire addio. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono Gabriella Ronza e oggi parleremo di addii. Il termine addio è un termine ovviamente antico, è una raccomandazione alla divinità, addio. In realtà in passato veniva utilizzato come saluto quasi standard dopo
essersi incontrati ed era una sorta di gesto sacro e sacralizzato. Voleva dire in qualche modo: il nostro breve viaggio è terminato, ti raccomando a qualcuno che ha un potere più grande di me e di te, che quindi può accompagnarti in modo più duraturo e più a lungo nel tuo percorso. Se nei secoli precedenti è nato e si è sviluppato come un saluto, oggi ovviamente è quasi una definizione. Dire addio significa accettare che nulla ci appartiene, nei luoghi, negli oggetti, nelle persone, e che è giusto che sia così. Eppure in quest'epoca, che è l'epoca dei messaggi istantanei e dei legami digitali, sembra sempre più difficile riuscire a dire addio, ammetterlo ed accettarlo. Tutto sembra continuamente reversibile, continuamente archiviabile. Quindi basta un contatto social, un like per riaprire una porta, una notifica per riannodare un filo. Come alcuni di voi sanno, avranno capito, io scrivo libri e contenuti creativi che posto magari sui social. Ecco, a questo proposito, un po' di tempo fa ho scritto questa riflessione. Ve la leggo subito. È un momento storico in cui abbiamo necessità di apprendere una sana educazione all'addio. In effetti si parla troppo poco del terribile potere di costante presenza nella vita degli altri che i social ci permettono di esercitare. Con i like e altre futilità non si conclude mai definitivamente alcuna interazione e si ha perennemente la percezione di avere tutto a portata di mano, perfino le persone. In pratica, di poter riprendere il filo che ci unisce a loro in qualsiasi momento. Si diffonde cioè, con una certa convinzione, il principio per cui vale questa frase: ricordati che esisto e che posso tornare. Secondo questa concezione, che ho cercato di esprimere con appunto l'ultima parte di questa riflessione, sembrerebbe che nessuna relazione, non solo quelle romantiche ma anche quelle amichevoli o di altro tipo, sarebbe destinata a finire. Resterebbe ferma in un limbo, alimentando l'idea che nulla debba realmente mai concludersi. In questa società dell'eterna presenza continua che i social ci permettono appunto di esercitare, è come se avessimo perso il valore dell'assenza. Abbiamo dimenticato come si saluta, nel senso del come si chiude una relazione, una conoscenza. Quindi ripeto che serve oggi più che mai un'educazione all'addio. E si ha così tanto paura della chiusura che ci sono tutti i fenomeni odierni come quelli del ghosting, dello sparire per non affrontare il problema, che lasciano appunto la conversazione, la situazione in questo limbo. Tra l'altro mi sento di dire che davanti a tanti casi di attualità l'addio è anche quel no che sentiamo e che dobbiamo accettare o che noi stessi appunto diciamo. Come al solito ci viene in soccorso la mitologia, perché come sapete mi piace fare queste analogie, questi parallelismi. Quindi riprendiamo il concetto di addio che si aveva nei miti e impariamo qualcosa da essi. Pensiamo ad Orfeo ed Euridice. Il mito di Orfeo è un mito famosissimo, ma una delle parti più famose di questo mito è sicuramente quella della relazione con la ninfa Euridice. Orfeo scende nell'Ade per salvarla, ottiene il permesso di riportarla al mondo dei vivi a una sola condizione: fino alla fine del regno dell'oltretomba non deve voltarsi verso la sua amata, ma non resistendo al dubbio di averla effettivamente con sé si volta troppo presto. Potrebbe essere metafora di quando non si rispetta il tempo dell'altro, quando non si sa attendere e i due tempi sono diversi, per cui l'addio emerge improvviso. Nell'Iliade famosissimo è l'addio che il personaggio di Ettore dà a sua moglie Andromaca e al suo figliolo Astianatte. L'eroe sa che il suo destino è segnato, quindi quello è un addio assolutamente consapevole. Ulisse lascia Penelope per 20 anni. Per 20 anni Penelope aspetta il suo ritorno. È l'addio sospeso, forse quello di cui abbiamo parlato prima. È
Enea lascia Didone per obbedire al destino, non di certo al suo cuore, ed è l'addio costretto dalle circostanze esterne o da cose più grandi di sé. Da questi racconti sembra che ogni addio è effettivamente una perdita, ma è anche un passaggio. Chi sa lasciare sa continuare il proprio percorso, sa vivere. Oggi manca questa sensibilità al congedo. I rapporti sembrano finire senza mai chiudersi davvero, ma senza una reale fine. Anche l'inizio sembra perdere il proprio valore, poiché ogni cosa ha il suo termine ed è giusto che sia così. Dobbiamo imparare a capire quando effettivamente quella cosa sta terminando, accettarla e lasciarla andare. Educare all'addio significa educare al partire senza rancore, a capire che l'assenza non disconosce il sentimento che si è provato, che si tratti di affetto o di amore. Forse imparare a dire vai è il modo più autentico per dire che si è amato davvero, che quella persona è stata effettivamente amata da noi. Tra l'altro, saper dire addio vuol dire anche saper vivere il presente, non restando ancorati al passato e non restando prigionieri dell'illusione di un futuro che non possiamo controllare. Quindi questo è quanto. Adesso voglio sapere cosa ne pensate, se conoscete tra l'altro altri addii famosi della mitologia che possono farci da insegnamento. Se vi fa piacere seguite il mio canale, lasciate un commento o un mi piace. Noi ci vediamo qui nel prossimo video. Intanto vi saluto. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Sveva, grazie anche alla nostra Gabriella Ronza con il suo epos. Allora, adesso parliamo di scuola. Ieri vi ho letto una notizia pubblicata dall'ANSA, i risultati dei test invalsi. Insomma, i nostri studenti sono dei ciucci. Non studiano, non capiscono la matematica, la metà di quelli che sono arrivati alla maturità vanno male in matematica. Nel meridione d'Italia molto spesso capita che ci sono almeno la metà degli studenti che non riescono a capire il significato di un test in italiano, il che significa uscire da scuola già analfabeti funzionali. Allora c'è qualcosa da fare. Ne ho parlato con la nostra Soranna Monia Alfieri, che da sempre si occupa di educazione, e state a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure Sveva. E allora, l'ospite di questa sera, che io ringrazio molto, anche perché veramente oggi è stato un miracolo riuscire ad averla con noi, quindi il ringraziamento è doppio, è Soranna Monia Alfieri, che voi tutti conoscete, grande esperta della cultura, dell'istruzione, insomma è un volto noto anche, che spesso partecipa nelle principali trasmissioni in questo paese. Suor Monia, io vorrei commentare con lei gli ultimi dati dei test invalsi a proposito di quello che è venuto fuori dall'esame di maturità e francamente le dico la verità, io sono rimasto esterrefatto, cioè gli studenti di quinta superiore sono al 51% insufficienti in matematica. Ma che è successo? Guardi, innanzitutto grazie per l'invito, graditissimo. Io ritengo che questo risultato sia imputabile a diversi fattori. Primo, in questi anni le cattedre di matematica stanno vivendo un passaggio davvero difficile, nel quale la continuità didattica è davvero difficile da garantire e questo ha il suo peso. Il cambio dei docenti sicuramente non agevola mai l'apprendimento. Possiamo anche dire che però l'impegno profuso degli studenti non è sempre al massimo dei livelli. Le difficoltà che i nostri giovani vivono, soprattutto nella concentrazione, sono all'attenzione di molti. Lo studio della matematica richiede un impegno costante e prolungato. Insomma, sono tante le cause che hanno portato a questo sconfortante risultato. Ora non possiamo che migliorare, questo per avere uno sguardo positivo in prospettiva. Le misure introdotte dal ministro Valditara, come i corsi avviati con il PNRR, il piano estate,
Agenda Nord e Agenda Sud, puntano esattamente a potenziare anche le competenze logico-matematiche degli studenti, così come le competenze STEM. Quindi le scuole devono puntare su questi progetti. Il punto è che bisogna anche capire se ci sia voglia, insomma, nel formare gli studenti. Ogni tanto, le dico la verità, mi viene un po' il dubbio che ci siano docenti sufficientemente motivati su questo. Ma l'altra cosa che le volevo chiedere, al di là di questa osservazione, sempre dai dati che emergono appunto dai test invalsi, viene fuori invece che nel meridione d'Italia la metà degli studenti, quasi la metà degli studenti che arriva alla maturità non riesce a comprendere un testo di italiano. Cioè, questi sono sostanzialmente già degli analfabeti funzionali fatti e rifiniti. Ma allora la domanda è, scusi, nel meridione d'Italia danno troppo spesso voti alti a casaccio? O anche qua non c'è motivazione negli insegnanti? Guardi, allora, in ordine alla motivazione degli insegnanti, io ho sempre reputato che la docenza sia una grande vocazione. Essere un insegnante vuol dire avere la vocazione dell'educare. Quanto concerne, quindi è una vocazione, va assolutamente vista come tale, non come un ripiego. È su questo che vedo si sta puntando molto in questi anni. Io poi mi auspico sempre che per i docenti arrivi anche la valutazione, come avviene per tutte le categorie professionali. Ma detto ciò, in ordine alla sua domanda, bisogna tener presente che la questione della valutazione è una questione delicata, anche perché nella valutazione di uno studente si devono tener conto tanti elementi. In particolare la valutazione in sede di scrutinio finale non è mai il frutto di una media matematica, ma è una valutazione che deve tener conto di un percorso. Allora, per evitare il rischio che lei ha evidenziato, bisogna considerare se questo percorso è stato preso in considerazione. Io ritengo che un docente debba premiare il percorso svolto da uno studente. Poniamo che abita in determinate zone periferiche del nostro sud del paese, pensiamo in alcune aree del sud del paese, e il successo formativo di uno studente, a mio avviso, vale molto di più del successo formativo di uno studente che vive al centro di Milano. Questo la valutazione domanda un sano realismo. La valutazione è sempre personalizzata e non può mai essere confrontata con quella di altri studenti. Ora, accanto a quello che lei ha detto, c'è da mettere in considerazione anche questa riflessione, che non può mancare, perché l'Italia vive un divario fra il nord e il sud, nonostante si stia cercando di colmarlo per tante ragioni, una delle quali poi ne parleremo è quella che io avviso in un pluralismo educativo sempre più in declino, soprattutto nelle aree del sud. Ma se noi vogliamo trovare una soluzione dobbiamo ripuntare sul pluralismo educativo, perché questo innescherebbe una buona e sana competizione, competere fra scuole statali e scuole paritarie di fronte alla libertà di scelta educativa a costo zero concessa ad uno studente. Una famiglia potrebbe liberamente spostare il proprio figlio da una scuola statale all'altra, da una scuola paritaria all'altra, e necessariamente si innalzerebbe il livello di qualità. Ma il problema italiano sa qual è? Che noi clinicizziamo gli eventi e cerchiamo di curarli con la terapia sbagliata. Non abbiamo davvero il desiderio di superare questi ghetti, perché scomoderebbero gli interessi di molti. Questo sicuramente, però sa qual è il fatto? Faccio una piccola chiosa alla sua idea di pluralità formativa. Generalmente quando poi si arriva a parlare delle scuole paritarie c'è sempre quello che fa, mi viene da dire, la chiacchiera da bar e dice vabbè, ma tanto là basta che paghi, il diploma te lo danno. Guardi, e Valditara ha appena finito una battaglia contro i diplomifici. Ma guardi, lei ha detto bene, quella è una chiacchiera del bar, dovremmo dedicare una decina d'ore a parlarne. Io le dico semplicemente che i ragazzi del nord del paese Italia
raggiungono risultati OCSE-PISA pari a quelli dei loro compagni europei, proprio perché le regioni come Lombardia, Veneto e Piemonte hanno garantito negli anni con la dote scuola il pluralismo educativo. Primo. Secondo, l'aver attaccato il pluralismo educativo, cioè le scuole paritarie serie, quelle che si indebitano quotidianamente per garantire un pluralismo educativo al Paese, ricordiamoci che un alunno costa 7.300, lo dichiara ogni anno il Ministero della Pubblica Istruzione, e agli allievi della scuola paritaria vengono destinati 750 euro, quindi la differenza la pagano le famiglie e la scuola, quindi c'è un grave condizionamento economico. L'aver attaccato queste realtà serie non ha fatto altro che far proliferare diplomifici, cioè quelle realtà che ci guadagnano dalla vendita dei titoli. Lei parla con una che in prima linea da anni ha attaccato seriamente e gravemente i diplomifici. Ho anche indicato quali sarebbero state le funzioni di controllo di un ispettorato se davvero si volevano individuare questi diplomifici e chiuderli. Bene ha fatto il ministro Valditara, è quello che ha avuto il maggior coraggio, anche i suoi predecessori hanno tentato, però ha avuto il coraggio di andare fino in fondo. Per chiudere i diplomifici bisogna interessare le forze dell'ordine, interessare l'Agenzia delle Entrate, interessare le istituzioni. Ecco, il concetto è questo, che noi mentre a parole dichiariamo di essere contro i diplomifici, le nostre azioni non fanno altro che ad alimentarli, spesso in modo inconsapevole, perché non sappiamo. La scuola non si presta ai 4 amici al bar che vi chiacchierano, la scuola ha bisogno di persone competenti che abbiano conoscenze. Certo, questa è la cosa fondamentale. Il punto è che molto spesso quando si parla di scuola ci si perde sempre in una serie di frasi fatte e luoghi comuni che non aiutano. Guardi, le scuole paritarie non hanno mai regalato, quelle serie non hanno mai regalato il titolo a nessuno, perché le scuole paritarie svolgono una funzione con equipollenza del titolo. Il titolo è un equipollente a quello della scuola statale, svolgono programmi ministeriali, gli esami come quelli della scuola statale. Allora vorremmo dire che nelle scuole paritarie che si è formato l'80% della classe politica di ieri e di oggi, l'80% degli intellettuali, degli uomini di scienza della società civile italiana e della società europea sono tutte persone che si sono comprate il titolo. È un'affermazione grave di cui chi la dice se ne deve assumere la responsabilità. Sicuramente. Senta, il ministro Valditara, insomma, sta cercando di rattoppare la scuola italiana, di riportarla, diciamo così, all'essenza della sua missione, all'essenza delle cose. Lui dice che bisogna rivedere i programmi. Secondo lei che cosa dovrebbe essere oggetto delle maggiori cure e attenzioni da parte appunto delle varie commissioni che si occuperanno di questo compito per me titanico? Sì, io credo che il ministro Valditara sia un uomo di scuola, un docente universitario di diritto romano, quindi una disciplina assai complessa, quindi sa di che cosa parla. La scuola italiana ha vissuto un momento difficile quando è passata dalla scuola del saper pensare alla scuola del saper fare, e lì abbiamo sacrificato il saper pensare, quindi la conoscenza per le competenze e il saper fare, con il rischio che i nostri ragazzi, non sapendo più pensare, non aiutandoli a pensare, non si pensano neanche più, le conseguenze sono all'ordine del giorno. Io credo che si debba dare una nuova importanza alle conoscenze, assolutamente, alla formazione di una cultura soda. Noi dobbiamo ricominciare a credere che non è vero che uno vale uno, che l'operaio può diventare imprenditore senza la gavetta. Questa è stata un'illusione, che uno valesse uno, che l'operaio diventa imprenditore senza la gavetta. Occorre conoscenza. Quindi ritornare a queste parole così desuete, cultura soda. La conoscenza però non va intesa in modo nozionistico, la conoscenza è vera solo se è in grado di trasformarsi in competenze, quindi la scuola ha un arduo compito, trasmettere conoscenze che si trasformino in competenze. Perché in passato si diceva, per esempio, che con il liceo classico si poteva accedere a qualsiasi percorso universitario o lavorativo, ed era vero. Chi finiva il liceo classico si iscriveva in economia, aveva un gran successo, si iscriveva a medicina, aveva gran successo, in ingegneria aveva un gran successo, perché il liceo classico forniva conoscenze, forniva un habitus mentale, lo studio del latino e del greco, forniva competenze di metodo,
Sono tutte qualità necessarie, a questo io alludo quando dico che occorre ridare valore alla conoscenza, cioè ritornare a fornire quelle conoscenze, quell'habitus mentale e competenze di metodo. Avere questo coraggio non è tempo perso, è un investimento. È vero, e certamente è l'investimento probabilmente più delicato e più redditizio che si possa fare nelle persone. Non fosse altro che è appunto quella necessità di crescita del merito che disperatamente dobbiamo ritrovare in Guardi, anche questo perché paese. altrimenti i nostri ragazzi si troveranno soli e quindi quando i nostri ragazzi non trovano le risposte nella loro conoscenza, la trovano nei social, la trovano nel fanatismo, la trovano nell'estremismo, la trovano ovunque. Questo è un vero guaio. Noi non possiamo intervenire a monte, dobbiamo intervenire a valle, intervenendo, fornendo ai nostri ragazzi gli strumenti per vivere nel Far West, perché il Far West non potremmo evitarglielo. E quindi occorre un habitus mentale. Questo deve fare la scuola. Suor Monia, però io guardo i ragazzi di oggi, insomma, gli adolescenti, e vedo che non gli interessa leggere un libro, non gli interessa leggere un giornale, non gli interessa seguire i fatti del mondo, capire cosa accade nel mondo. Ma perché la scuola italiana non riesce più a generare entusiasmo e passione nello studio, che in fondo è la curiosità, la base di tutto, di qualunque apprendimento? Perché non riesce a generare questa curiosità negli studenti? Guardi, io frequento la scuola oramai ogni giorno da tanti anni, non sarei così pessimista. Io comprendo quello che lei dice, ma personalmente sono una persona che cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, non sarei così pessimista. La scuola italiana è in grado di intercettare gli entusiasmi degli studenti, a patto però che da ambo le parti, questo è il punto di caduta, studenti e docenti, ci sia la volontà di costruire un percorso formativo serio, basato su relazioni sane, e in questo ha un ruolo fondamentale la famiglia, che deve restituire dignità, legittimità ai docenti, supporto ai figli, non evitando le scorciatoie, le vie di fuga. Abbiamo assoluta necessità di adulti che lo siano realmente. Parlo dei genitori, parlo della classe politica, parlo dei giornalisti, parlo dell'opinione pubblica, parlo dei docenti. Adulti in grado di educare in modo fermo le nuove generazioni che negli ultimi decenni sono stati cresciuti in balia dei social. In balia dei social perché noi adulti abbiamo abdicato al nostro ruolo educativo. Vero. Senta, il ministro Valditara ha imposto il divieto dei cellulari a scuola, ha riportato l'idea di studiare le poesie a memoria, c'è anche lo studio della Bibbia, ma la scuola sta recuperando i fondamentali o qui si sta cercando di fare una scuola neocon all'americana? No, io credo che il ministro Valditara abbia intercettato qual è il problema della scuola italiana. Bisogna ritornare ai fondamentali. Guardi, quando si è in crisi, noi lo sperimentiamo anche nelle nostre esistenze e vite personali. Noi che cosa facciamo per non andare per le vie di fuga, quelle più terribili? Ritorniamo ai fondamentali, ai nostri primi sì, alle nostre prime scelte, ai fondamentali delle nostre esistenze. Così bisogna fare con la scuola. La scuola deve recuperare i fondamentali dell'umanità. Il problema della nostra società è questa disumanità a tutti i livelli, su tutti i fronti. Allora come se ne esce? Recuperando i fondamentali dell'umanità. Ricordiamoci che la scuola, Durkheim diceva benissimo, che serviva per trasmettere gli ideali educativi della società in cui si vive e rigenerare costantemente la società. Quindi la nostra società ha bisogno di essere rigenerata recuperando i fondamentali dell'umanità. È questo che fa la scuola. La premessa alle indicazioni consente alla scuola italiana di trovare contenuti che danno un senso all'impegno profuso da parte dei docenti e di tutto il personale. Spesso è chiamato ad affrontare contesti sfidanti dove il rispetto per il personale scolastico non è un fattore scontato, cosa assolutamente nuova. E quindi i contenuti della premessa di queste linee indicative danno grande dignità al lavoro della scuola e rappresentano una chiamata alla responsabilità.
Sulla stessa lunghezza d'onda si pongono poi tutti i contenuti della sezione organizzazione del curriculum. Io invito chi le contesta a leggerle per davvero. Un'organizzazione del curriculum con il triplice invito alla cura delle relazioni docente-discente. Ricordiamoci che la scuola è l'agenzia socializzante secondaria che passa da una relazione sana fra il docente e il discente. A percepire le indicazioni come un dispositivo per pensare l'insegnamento e alla particolare cura che ogni scuola deve avere nel realizzare il curriculum verticale. Senza le 3 dimensioni che ho appena richiamato, non è possibile instaurare alcun approfondimento significativo apprendimento significativo per la vita dello studente. Quindi di grande interesse, per esempio, cito solo alcuni passaggi, riguardanti la scuola primaria e secondaria di primo grado. E alcuni passaggi quali sono? È fondamentale il richiamo a formare nei discenti, pensi un po', la capacità di discernere tra le diverse fonti e il corretto utilizzo della rete, l'introduzione dello studio facoltativo ma rientrante nel curriculum di chi sceglie di avvalersene della lingua latina al secondo e al terzo anno di scuola secondaria, ma non tanto per conoscere a memoria le declinazioni, ma anche perché crea una mentalità, una mente, ti lega alle tue origini. Il grande rilievo dato alla storia, sia alla scuola primaria che secondaria. Lo studio della storia è visto nella sua accezione più bella, ossia quella del pensare i fatti. Noi dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a pensare con l'analisi dei contesti storici, lo studio del nesso di causa ed effetto. Quando i nostri ragazzi, io parlo adesso per paradosso, uccidono, ma non si rendono neanche conto che una causa produce un effetto e l'effetto è determinato da una causa. Attraverso lo studio della storia noi interveniamo anche sulla loro capacità di pensare causa ed effetto. È pazzesco, ma è così. La storia è giustamente considerata come parte integrante del percorso di formazione del cittadino nel suo vitale rapporto con la politica. Anche l'apporto dato al cristianesimo, lei ha citato la Bibbia, agli studi storici è densa di significato e potenziale generatrice di riflessione. Infatti nell'indicazione si afferma che il cristianesimo ha introdotto negli studi storici per la prima volta l'apertura a una speranza e a un senso. Cioè il cristianesimo non è la religione insegna a fare la croce, il segno della croce o il crocifisso, ma che cosa ha portato il cristianesimo nella cultura occidentale? Un'apertura di speranza e di senso. È questo che nella storia il cristianesimo ha fatto. Elementi dei quali gli studi storici precedenti erano privi. Questa è la novità del cristianesimo. Gli studi storici precedenti non avevano l'apertura alla speranza e al senso. I nostri ragazzi hanno bisogno di un'apertura di speranza e di senso. È significativo anche il rapporto tra storia e politica, intesa quest'ultima nella duplice accezione del tenere per una parte e del riflettere sulle conseguenze dell'agire. Anche la scansione dei contenuti di storia proposta consente un approfondimento di più ampio respiro. Insomma, tutte queste sono novità che io ho accennato, ma sarebbero da approfondire di grande rilievo, perché hanno l'obiettivo non di trasmettere nozioni, ma di far maturare un habitus mentale, aiutare i nostri ragazzi a pensare, perché io non posso dire al ragazzo dovete aver fiducia, dovete aver speranza, dovete aver senso, è acqua fresca. Attraverso lo studio io formo il loro habitus mentale alla speranza, al senso, alla causa, alla conseguenza, alla responsabilità. Questo fa questa riforma. Certo. Senta, Sor Monia, oggi è il 10 di luglio, quindi diciamo che può sembrare un discorso alquanto prematuro, ma secondo lei col nuovo anno scolastico quali sono ora i problemi educativi da affrontare con urgenza? Sono quelli della società italiana. Io credo che i problemi educativi più seri da affrontare siano quelli legati alle relazioni con se stessi e con gli altri. Troppe forme patologiche assistiamo quotidianamente hanno la loro origine in forme di chiusura, di isolamento, di mancata educazione all'apertura agli altri, che spesso sono considerati come strumenti dei quali servirsi e non invece persone da rispettare, a cui voler bene. E questo va dai casi di femminicidio, ai casi di violenza, ai casi di rapina, ai casi di vilipendio, di offesa, di denigrazione, tutto è all'ordine del giorno. Queste forme relazionali patologiche devono incontrare la giusta attenzione da parte dei docenti e devono essere affrontate con autorevolezza educativa.
Quindi a mio avviso la scuola deve intercettare questo problema, darvi queste risposte. Lo fa come? Lo fa nel percorso di studio. Chiaro. Ma allora a maggior ragione le chiedo, la scuola italiana è ancora competitiva a livello europeo, visto anche il traguardo ambizioso che lei ha appena elencato, o è tutto da buttare? Guardi, io glielo dico in modo lapalissiano, in modo determinato, secco. Sono anni che porto avanti questa idea ed è confermata dai dati europei, dalle regioni del nord del paese. La scuola italiana è assolutamente competitiva e nulla va buttato. Non sono mai convinta che le cose si cambino buttando qualcosa, ma mettendo ordine. La scuola italiana però deve, e questo mi appello sempre, costantemente lo farò alla Premier Meloni, al Ministro Valditara, al Governo, al Presidente Mattarella, a tutte le forze politiche di destra e di sinistra, insomma al Parlamento europeo. Sono gli unici che possono al Parlamento italiano, scusate, sono gli unici che possono intervenire. La scuola italiana, dobbiamo capirlo, deve essere liberata, nel senso che deve essere riconosciuta ai genitori nei fatti la libertà di scelta educativa, essendo i primi responsabili ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione e 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. In questo modo potranno essere liberate nuove energie. La scuola italiana potrà fregiarsi di una molteplicità di proposte formative sotto lo sguardo controllore e garante dello Stato italiano. Confido pertanto nella politica e nel governo, politica dico tutta, e nel governo. Nota la sensibilità della Premier Meloni sul dare pari opportunità a tutti, soprattutto ai più svantaggiati. Venga introdotta la misura del buono scuola, sulla base di quanto già avviene in regioni come Lombardia, Piemonte e Veneto, i cui studenti non a caso raggiungono standard di apprendimento conformi a quelli dei loro paesi, dei coetanei europei. Mi auguro che si arrivi anche a un intervento definitivo sull'IMU, che in modo assurdo viene fatta pagare alle scuole paritarie e non alle scuole statali, come è giusto che sia, nonostante applichino una retta inferiore al costo medio studente. In estrema sintesi, lo Stato italiano ogni anno dice il costo medio studente è di 7.300 euro. Chi applica una retta inferiore al costo medio studente non gli verrà addebitata l'IMU. Peccato che quel decreto non è mai diventato una legge e i comuni accertano le scuole paritarie con cartelle esattoriali dai 100 ai 500.000 euro. Scuole paritarie che, ricordiamo, di fronte a un costo che sostengono di 7.300 euro, ricevono 750 euro di contributo, alla famiglia non possono chiedere una retta di 7.000 euro, non potrebbero mai pagarla, la chiedono dai 3.000, 4.000, 4.500, massimo 5.000, per la differenza si indebitano, ricorrendo ai debiti bancari, ipotecando gli immobili fino a chiudere. E questo produce una gravissima lesione del pluralismo educativo. Oggi in Italia abbiamo 7 milioni di studenti nella statale, 740.000 circa nella paritaria, di cui 430.000 della scuola dell'infanzia, poco più di 300.000 dalla primaria alla secondaria di secondo grado, concentrati nel nord del paese per lo più, quindi il pluralismo educativo è compromesso, per i quali lo Stato italiano spende 750 euro, mentre per un allievo della scuola statale 10.000 euro. Non intervenire col buono scuola vorrebbe dire far morire queste poche scuole paritarie rimaste, con due conseguenze gravissime: ledere il pluralismo educativo, quindi la qualità dell'intera scuola italiana, e il monopolio educativo non è mai delle liberal democrazie come l'Italia, ma fa rima con altri regimi. E secondo, comporterebbe per lo Stato italiano, e quindi richiesta di tasse dei cittadini, questi 770.000 alunni, accoglierli nella scuola statale, 5,6 miliardi di euro. Quindi, mentre oggi ne spende solo 750 euro all'anno a ciascuno. È una scelta di non, sarebbe un epilogo catastrofico di non senso. Ledere la democrazia, ledere il pluralismo, la qualità della scuola, la famiglia italiana che non potrebbe così scegliere, e spendere in più 5,6 miliardi di euro. Nessun buon amministratore sarebbe giudicato
oculato di fronte a una scelta del genere. Ricordiamo che l'Italia è l'unica grave eccezione in Europa, mentre io le parlo, in tutti i paesi europei la famiglia sceglie a costo zero fra la statale e la paritaria. Lo fa nella laicissima Francia, lo fa in Germania, lo fa ovunque, tranne in Italia. In Italia non è mai avvenuto per ideologia, per miopia e per interessi terzi che coinvolgono più parti, che io lo chiamo il famoso triangolo di ferro, che scomodare questi interessi sarebbe difficile. Non temo scomodarli, non temo denunciarli, ma sono fiduciosa estremamente che la Premier Meloni, io mi sono appellata anche al Presidente della Repubblica, intervengano per salvare quel poco di pluralismo educativo che resta, perché in fondo le scuole paritarie serie che si indebitano per portare avanti queste scuole non hanno altro che interesse che quello della res publica, quello della democrazia. Io invito a chi è diffidente a venire nelle mie scuole, a controllarla, a vederle, a guardarle e poi dirmi se gli sto mentendo. Senza ombra di dubbio non potrò essere smentita. Quindi salviamo il pluralismo educativo, la libertà di scelta educativa della famiglia, eliminiamo questa gravissima discriminazione perpetuata ai danni dei più poveri. Concludo così: chi dice che la scuola paritaria è la scuola dei ricchi e vuole in realtà più soldi e più denari, ricordo che un alunno della scuola statale costa 10.000 euro di tasse, della scuola paritaria riceve di quelle 10.000 euro 750 euro, quindi è il primo finanziatore dello Stato italiano. Non è vero il contrario, finanzia lo Stato italiano, le famiglie e le scuole paritarie. Secondo, qualcuno dice che è una scuola dei ricchi. Io che gestisco scuole paritarie vorrei che la mia scuola fosse aperta a tutti i poveri, a tutti i bambini disabili, a tutti i bambini extracomunitari. Pensi che bello se i bambini disabili, extracomunitari, poveri si potessero distribuire equamente fra le scuole statali e paritarie. Eviteremmo le classi di concentrazione solo di alcuni bambini di lingua differente. Ma la provocazione che io lancio è questa è una battaglia per i poveri, perché i ricchi si potranno permettere sempre tutto: la scuola statale, la migliore scuola statale, la migliore scuola paritaria, la scuola privata da 20.000 euro. Sono i poveri che non possono scegliere e non mi darò pace fino a che un povero non potrà scegliere liberamente e dirà: pur potendo scegliere quella scuola statale, quella scuola paritaria, io decido altro. Ecco, la domanda è perché il povero non possa scegliere. La non scelta per il povero. Ed è assurdo che chi si scaglia contro questo pluralismo educativo porti a suo bilancio delle motivazioni che sono l'esatto opposto della realtà. Questo non è un problema dei ricchi, è un problema dei poveri. Ci auguriamo che qualcuno raccolga il suo guanto di sfida. Grazie, Sor Monia. Grazie, arrivederci, grazie. Antonino, di nuovo a te la linea. Benissimo, cara Sveva, e allora le 19, 12 minuti e 38 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, adesso vi svelo una piccola cosa. Intanto apriamo il telefono allo 0292 947222 se volete intervenire, anche per commentare quello che ci siamo detti con Sor Anna Monia Alfieri, che voglio ringraziare ancora una volta per la cortesia e per la disponibilità. Ma stiamo aspettando di collegarci con Roma. Allora, ecco qua, perché noi stiamo aspettando di vedere tra poco materializzarsi sui nostri schermi la crisomicrofonata di quest'anno, perché sapete che io e Lorenzo Viviani siamo stati i primi crisomicrofonati di questa radio per Chilometro Zoom, abbiamo vinto il microfono d'oro l'anno scorso, quindi noi siamo i due cavalieri, ma naturalmente ci mancava la dama, e la dama quest'anno ce l'abbiamo, è Alessandra Mori, che come sapete ha vinto il premio, il microfono d'oro per Pop Economia Rumore, che come sapete va in onda il martedì dalle 16 alle 17. La cerimonia è ancora in corso, si è un po' allungata e dilatata con i tempi, però nel momento in cui ci diranno, ci faranno sapere che siete pronte, che sono pronte,
ovviamente Alessandra e tutto il gruppo che è con lei a fare il tifo. Dovrebbe esserci anche il nostro Pier Vittorio Scimia, vedremo. Insomma, noi ci collegheremo con la gipsoteca, la protomoteca, scusate, del Campidoglio, in quel di Roma, e naturalmente, insomma, vi offriremo questa viva sintesi di questa premiazione alquanto meritata. Quindi, come vedete, anche quest'anno questa radio si conferma quello che è un emittente serio, un emittente che offre prodotti e appuntamenti di qualità e naturalmente fa di tutto per valere il più possibile la corrente elettrica che mettete nelle vostre autoradio, radio, telefonini e tutto quello che utilizzate per poterci ascoltare o vedere, ecco, o anche vedere. Andiamo a dare un'occhiata alle agenzie nel frattempo, perché chiaramente il mondo va avanti. Bene, l'ANSA dice che ancora una volta con l'estate sono arrivati loro, i classici idioti, quelli che vanno a dare fuoco dappertutto. E allora lo scalo resta aperto, fiamme vicine all'aeroporto di Olbia, voli dirottati, spazio aereo chiuso sul cielo di Olbia a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Sutrambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia. Ancora la polemica, Valditara, chi boicotta l'orale della maturità sarà bocciato, altro caso di maturità senza orale, protesta contro i voti. Ma scusate un attimo, no, ora veramente. Ma benedetti Dio, ma c'è davvero bisogno che ve lo dica il ministro dell'istruzione che uno che va all'orale della maturità e fa scena muta va bocciato? Cioè, ma ve lo deve dire Valditara, non ci arrivate da soli a capirlo? Io resto veramente esterrefatto davanti a questa cosa, perché voglio dire, io sono non lo so, io andavo agli esami all'università, se facevo scena muta mi bocciavano. Ma poi come si fa a dire io non vado perché protesto contro i voti? State a sentire, perché io ve la devo leggere questa notizia. Una studentessa liceale di Belluno ha rifiutato l'esame orale alla maturità. Scrive l'ANSA. Attenzione, quindi vi sto leggendo una cosa realmente accaduta. È il secondo caso in Veneto dopo quello dello studente del liceo scientifico Fermi di Padova, Gianmaria Favaretto, 19 anni, che pur non sostenendo l'orale ha comunque ottenuto il diploma di maturità perché aveva già superato la sufficienza grazie ai voti dei crediti dell'ultimo triennio. Anche in questo caso, spiega la studentessa 19enne Maddalena Bianchi al Corriere del Veneto, la scelta è stata presa per protestare contro i meccanismi di valutazione scolastici, l'eccessiva competitività, la mancanza di empatia del corpo docente. No, io veramente. A Belluno, invece, al liceo scientifico Galilei, qualche giorno prima del caso Padovano, come riferisce appunto il Corriere del Veneto, la 19enne Maddalena Bianchi si era comportata allo stesso modo di Favaretto. Decisione appunto presa per contestare i meccanismi di valutazione scolastici, l'eccessiva competitività, la mancanza di empatia del corpo docente. I docenti, ha detto, non hanno capito le mie difficoltà umane. Ho fatto un discorso ai professori, me l'ero preparata a lungo. Ho provato a descrivere nel dettaglio quello che secondo me a scuola non funziona. Maddalena racconta di aver iniziato il liceo non conoscendo nessuno. Entravo in classe disorientata, da parte dei compagni ho avuto un'ottima accoglienza. Avevo però anche provato a parlarne con i professori, ma nessuno ha mai dimostrato interesse. I docenti non guardano come sta lo studente davvero. Figlia mia, pure io, quando sono arrivata al liceo, ero l'unico della sezione B della scuola Abruzzano. Dalla terza B mi sono ritrovato nella quarta D del liceo ginnasio Michele Morelli e non conoscevo nessuno dei miei futuri compagni. Quindi, poi sono andato in collegio. Sono arrivato dopo 12 ore e passa, fece pure ritardo, di Intercity dalla Calabria a Milano e mi sono ritrovato la prima sera in un posto dove non conoscevo nessuno, sparato a 1200 chilometri da casa mia. Mica potevano venire i professori a tenere presente i miei problemi personali. I docenti sono solo interessati al voto, osserva Maddalena, e questo crea molta competitività. Con qualche docente siamo anche riusciti a confrontarci, con altri no. Alcuni hanno provato a cambiare senza riuscirci. Ammette comunque che la commissione l'ha ascoltata con interesse.
Mi hanno detto, sottolinea, che essendo dentro al sistema sanno che ci sono delle cose che non vanno bene, ma che cambiarle è difficile. Per la prima volta credo di aver sentito il loro aspetto umano più profondo. In Europa a scuola si abbatte la competitività con nuovi sistemi di insegnamento. Ecco, a me questa cosa che la competitività gli fa male. No, non ci siamo proprio. Intanto tu, cara ragazza, studi per te stessa, non perché devi fare la gara con gli altri ragazzi. Secondariamente, i voti si danno per il semplice e banale motivo che l'impegno di ognuno deve essere premiato. Se c'è uno che è più bravo di te, questo non vuol dire che genera competitività e tu ti senti estraniata. Ti fai il culo e arrivi al suo livello. E se non ci arrivi, pace, nella vita ci sarà sempre gente più capace di me, di chiunque, di ognuno di noi. C'è sempre qualcuno più preparato di te nella vita. Allora le cose sono due: o tu provi a imparare com'è che quello è più preparato di te e quali sono le basi della sua preparazione, oppure fai come tutti quelli che vanno e dicono, e questo è un discorso, ahimè, tipicamente di sinistra, e vabbè, ma i voti non li dobbiamo dare perché se no i figli poi si traumatizzano e si sentono discriminati. Allora vi pongo una domanda. Siete stesi sul letto operatorio, entra il medico. Voi che cosa volete? Che i professori abbiano compreso i loro problemi umani, morali, eccetera, eccetera, o che questo abbia preso la laurea con 110 e lode e sia serenamente ed effettivamente preparato per l'operazione che vi deve fare? Perché se ne entra uno che ha preso 66, cioè il minimo, e gli hanno dato la laurea perché se no altrimenti si sentiva discriminato, poverino. Voi vi fate aprire da uno così? Allora, se vale quando siete stesi sul tavolo operatorio, deve valere in tutte le cose della vita. E stupisce che la ragazza non abbia capito che il ministero si chiama dell'istruzione e del merito. Merito non vuol dire competitività, merito vuol dire impegno, che è un'altra cosa. Poi escono i quadri e nei quadri ci sono i voti. C'è qualcuno che è più bravo di te, c'è qualcuno che è meno bravo di te, e poi ci sei tu. E allora che ci sia uno più bravo di te non vuol dire che la competitività fa male, a parte il fatto che la competitività fa bene, perché spinge a impegnarsi, spinge a migliorarsi, se è competitività sana. Ma detto ciò, tu studi per costruire il tuo futuro. Che volemo fa? Cioè qui anziché cercare di stimolare l'eccellenza dobbiamo andare verso una mediocrità generalizzata e, come potremmo dire, istituzionalizzata, tutto questo perché dobbiamo essere tutti uguali. Ecco, vedete, la differenza tra essere di destra ed essere di sinistra, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, consiste in questo. Essere di destra vuol dire che ci mettiamo tutti sulla linea di partenza dei 100 metri, lo starter spara e corriamo i 100 metri. Allora c'è Usain Bolt che li fa in 7 secondi e vince. Poi dopo c'è Marcel Jacobs che arriva al fotofinish con lui, primo pure lui. Poi c'è un altro ancora, e poi ci sono io che ci metto 2 settimane e arrivo ultimo. Ora, cos'è di destra? Di destra è che sia io che Bolt e tutti gli altri siamo stati preparati in modo tale da poter partire tutti quanti dalla stessa linea di partenza. Dopodiché ognuno fa la sua selezione, perché uno non vale uno, l'ha detto pure Suor Monia. Cos'è di sinistra invece? Di sinistra è che partiamo, facciamo la gara, io arrivo dopo 2 settimane ultimo, però alla fine diciamo vabbè, ma siccome siamo tutti uguali e questo può generare in me competitività e crearmi degli scompensi psicologici, allora sono arrivato prima anch'io. Ma questo non è giustizia, non è rendere tutti uguali. Questo è sputare in faccia a quello più bravo che è arrivato prima di te. Mi dispiace, io continuo a pensarla come la Thatcher: chi è più bravo è giusto che abbia di più, perché ha dato di più. Bene, le 19:24 minuti e 12 secondi, nel frattempo ancora da Roma non arrivano notizie, il telefono continua a essere
aperto allo 0292947222 se volete essere dei nostri, se volete intervenire. Intanto vi dico a questo punto cosa ha detto di sacrosanto, aggiungerei, il ministro Valditara, perché veramente a me leggere certe notizie, sì, lo ammetto, stasera questa notizia mi ha fatto incazzare, perché è ingiusto gabellare l'idea che ci sia competitività come qualcosa di sbagliato. È ingiusto. Allora, Valditara, cosa ha detto di sacrosanto il ministro della pubblica istruzione e del merito? Sempre sull'ANSA, fra le riforme che stiamo per varare c'è anche una riforma della maturità. Comportamenti di questo tipo non saranno più possibili. Se un ragazzo non si presenta all'orale o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, non perché non è preparato, quello può capitare, ma perché non vuole collaborare o vuole boicottare l'esame, dovrà ripetere l'anno. Così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara a Rai News 24 sul caso dei due ragazzi che in Veneto non hanno voluto sostenere gli orali alla maturità. Prima approva sto provvedimento, ministro, prima fa una cosa sacrosanta e benedetta pure, quindi vada che siamo tutti con lei. Ancora, vi dicevo delle fiamme vicine all'aeroporto di Olbia, sempre sull'ANSA, spazio aereo chiuso sul cielo di Olbia a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Sutrambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia. Lo scalo Costa Smeralda è però rimasto aperto, molti aerei, anche dopo lo scoppio del rogo, sono decollati perché l'emergenza riguarda solo l'entroterra e quindi l'area d'attraversamento dei velivoli per l'atterraggio. Lo sostiene la GEASAR, la società di gestione dello scalo, secondo la quale i voli in arrivo in queste ore vengono dirottati su Cagliari, Alghero, Roma. Quasi tutti i velivoli che erano in aeroporto hanno lasciato lo scalo gallurese. Tanti i ritardi e le attese per i passeggeri. 2 voli provenienti da Monaco sono stati dirottati a Cagliari. Un altro aereo in arrivo da Basilea invece è stato fatto atterrare a Fiumicino. Dirottato a Cagliari anche un volo proveniente da Berlino. Nella zona dell'incendio stanno operando diverse squadre a terra di Corpo Forestale, vigili del fuoco, volontari, oltre agli elicotteri della flotta regionale e un Canadair. Speriamo lo estinguano al più presto, che è la cosa più importante, anche perché cose di questo genere minacciano e non poco la sicurezza di tutti quanti. Poi è drammatico che a ogni estate dobbiamo stare qui a discutere di incendi, ancora a discutere di problemi inerenti l'estate, il mozzicone, che poi si scopre che mozzicone non è, l'innesco e questo e quello e quell'altro ancora, insomma. Pazzesco, veramente pazzesco. Antonino, mi senti? Sì, eccomi. Scusa, ma evidentemente il caldo ha dato alla testa pure alla linea. E allora, allora abbiamo già le prime immagini di Alessandra Mori premiata, quindi io direi che possiamo provare a collegarci con Roma. Io adesso provo ad aggiungere il contatto, vediamo un po', eccoci qui, 1, 2 e 3, vediamo se adesso arriva il contatto e se riusciamo appunto a contattare la nostra Alessandra. Ecco qua, vediamo un attimo se abbiamo riscontro, perché Alessandra Mori ha appena ricevuto appunto il microfono d'oro 2025, quindi congratulazioni, e tra poco dovremmo averla quindi in comunicazione con noi per sentire dalla sua voce come sono andate le cose e naturalmente come cosa vuole fare. Sta squillando, ecco, glielo sto dicendo in diretta adesso. Per cui noi, se rispondete, noi vi proiettiamo immediatamente in diretta, anche perché è il caso di raccontare Eccoci questa qui. premiazione. Eccoci. Pronto?
Non vi vediamo però. Sì, c'è anche il prof. Ciao Vediamo Antonino. sì, però non vi si vede. Vediamo un attimo. Oh! Allontanate un poco questo telefono. Buonasera. Ciao Vi Antonino, come rivedete? stai? Ebbene sì, abbiamo chi è? È il professor Gualtieri, questa è Stefania. E dov'è la premiata? Eccola! Un po' più in basso siamo in sto diretta? telefono. Siamo in Sì, diretta? siamo in diretta, siete in E diretta. allora un abbraccio a tutti, amici miei e carissimi colleghi. Siamo qui in Campidoglio, ora cerchiamo di mostrarvi anche la bellezza estrema di questo posto. Sotto di noi abbiamo i fori imperiali, ma prima di tutto, vediamo un po' se riusciamo ad inquadrare, no, qui, ad inquadrare piano piano. Avvicinati un po', ecco, andiamo un po', perfetto. Eccola qua, la targa del microfono d'oro 2025 per Pop Economia e Rumore, signore e signori. No, io dicevo Alessandra, intanto congratulazioni, dicevo prima che adesso siamo in 3 nel club dei Criso microfonati. Io e Lorenzo eravamo i cavalieri, ci mancava la dama, per cui con te abbiamo completato il trittico. Ci auguriamo che... Perfetto. Allora, com'è andata? Senti, è una andata... domanda che mi fa incazzare quando la fanno i nostri colleghi, però ammetto che in questo caso ci vuole. Cosa si prova? Al cardiopalma, caro Antonino, perché siamo stati tra gli ultimi, ma non perché siamo gli ultimi, noi siamo i primi e saremo sempre primi, però ci sono state molte radio, quindi dopo RTL hanno chiamato Radio Libertà. È stata una lunga attesa, poi c'è stato un pezzo cantato da soprani e tenori, meraviglioso, veramente bellissimo. Se ci fosse stato il nostro Giulio Cainarca, veramente sarebbe stato felice, lui che ama così tanto la musica classica. Io ho ringraziato tutti, tutta la direzione, il direttore Giovanni Sallusti, il condirettore Giulio Cainarca, ho raccontato come si è svolto questo progetto, perché abbiamo scommesso su questa idea e che cosa significa oggi essere pop per noi, per me, per Radio Libertà, e che cosa significa veramente, secondo me, fare rumore, sempre con il riferimento alla più pop di tutte, Raffaella Carrà. Ho raccontato le storie anche sommerse che abbiamo raccontato noi e siamo molto contenti. Qui con me c'è il professor Marcello Gualtieri, che è venuto da Milano, è venuta anche l'imprenditrice Amelia Cuomo, che spesso abbiamo spesso in trasmissione, la vicepresidente del Lazio di Confagricoltura, il nostro, vieni qui, ciao a tutti, ciao Pier Vittorio! Grande, fortissimo, ha fatto un reportage bravissimo, fortissimo, insomma musicale. Siamo fortissimi. Che vogliamo fare? Abbiamo tante potenzialità, speriamo di poterle sviluppare al meglio nel futuro e vedremo che cosa succederà. Però adesso, prima di rientrare, se ci aspetta, c'è un gran caos dentro, la sala della protomoteca è veramente bellissima, tu lo sai, ha un fascino, una fascinazione davvero particolare. Adesso Stefania ti gira un pochino il cellulare e vi voglio far vedere i fori imperiali, perché qui si affaccia, c'è questo affaccio meraviglioso dei fori imperiali. Ecco, vediamo un po' se riusciamo. Ecco qua, allora lo raccontiamo per chi ci sta seguendo attraverso la radio. Cari amici del nord, cari amici di Milano, cari amici di tutta Italia. Questa è Roma. Sì, però lo diciamo per chi ci segue alla radio e non vede, praticamente la nostra Alessandra si sta affacciando da questa terrazza sui fori imperiali, si può vedere tutto il panorama. Credo che quella sia la curia, no? Il foro di Cesare, il Tempio di Venere, lì si vede il Colosseo, cioè qui noi siamo proprio vicini, c'è la Patarina del Campidoglio, Palazzo Senatorio, meraviglioso, e poi di qui c'è Piazza Venezia, Palazzo Venezia, vedete, siamo nella maestà assoluta, che soltanto Roma può dare, un'emozione che soltanto Roma può regalare. E naturalmente qui Roma chiama Milano davvero con il cuore. Ma noi siamo quanto mai contenti e orgogliosi per il tuo risultato, cara Alessandra. Ma io vorrei sentire il parere del professor Gualtieri, che voglio dire... Eccolo qua. Professore, eccomi, allora, eccomi. questa corsa in treno per arrivare a questa premiazione, professore, lei che è uno degli ospiti fissi di Pop Economia Rumore, insomma, e allora? Ma era assolutamente doveroso essere qui perché Alessandra ha avuto un'intuizione geniale e se l'è meritato.
ha inventato un format rendendo popolare ciò che per definizione non doveva esserlo, invece è giusto che lo sia, e quindi era doveroso esserci. Complimenti ancora ad Alessandra e a tutta Radio Libertà per questa bella iniziativa. A tutti noi, perché grandissimo successo, grandissima soddisfazione. Bravi, è una bravi, soddisfazione bravi. di tutti, della radio, di tutti noi, quindi siamo tutti ancora più uniti dopo questo premio. Stefania, ma questa amica premiata col microfono d'oro, e allora com'è andata la giornata? È andata benissimo, un grande successo, siamo contenti, noi abbiamo seguito sempre tutti la trasmissione e siamo felici per voi, per questo bellissimo risultato. Un caro saluto a tutti da Roma e insomma vi seguiremo ancora. Grazie anche per la pazienza e per aver fatto da ponte per permetterci questo collegamento. Allora Alessandra, che dire di più? Ad Maiora, insomma. Ad Maiora per tutti noi. Roma chiama Milano, tanti ascoltatori qui da Roma, tanti ascoltatori per Radio Libertà, tanti in più. Ecco, vi ricordo che la nostra Alessandra va in onda ogni martedì dalle 16 alle 17, Pop Economia /rumore, perché la prima metà è Pop Economia, l'altra metà diventa alquanto rumorosissima, per cui... Rumorosissima, sempre più rumorosa. Esatto. Altro che salotto, Antonino, molto rumore, molto. In realtà a un certo punto nel salotto parte la disco ball, però al di là del ballo si fa sempre informazione, grazie a Dio. Quindi... Sempre leghiamo tutto ad una canzone. Va bene, grazie Antonino, grazie a tutti, grazie vi abbraccio davvero con il cuore. Congratulazioni, andatevi a bere qualcosa alla Facciazza Nostra e ancora tanti cari auguri. Sì, perché sono tante ore che aspettiamo, quindi siamo davvero tutti un po' provati. E onore al merito, grazie ancora. Ciao. Di nuovo un abbraccio a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ciao Antonino, ciao. Di nuovo auguri a tutti. Ciao bravi. a tutti. Buona serata. Niente, Sveva, facciamo una bella cosa, va. A questo punto andiamo in pausa, sentiamoci una bella canzone, perché insomma digeriamo questo momento di emozione, dai, che ci sta. Torniamo tra poco con Francesco Baccini, Quando del 1990. Do up, wow, wow. Do up, shalalala. Sono ancora qui, sono venuto un po' a vedere se ci sono novità e per insistere ancora chiederei, ma quando ti innamorerai di me, la mia storia contro il tempo, chissà, forse domani, ma quando ti innamorerai di me, ma quando mi darai il premio ad un eroe, sarà una medaglia o forse sarà un pacco di sorprese di Natale, poi sarà qualche altra novità, ma quando ti innamorerai di me, fai che non sia troppo tardi, l'amore ha sempre fretta, lo sai. Quando ti innamorerai di me, fa che non sia troppo tardi,
di l'amore ha sempre fretta. E quindi se ti innamorerai di me e ti succederà, allora tu gridamelo in faccia. Di nuovo a te la linea, Antonino. Oh, grazie cara Sveva, rieccoci qua alle 19:39 minuti e 47 secondi. Ancora complimenti alla nostra Alessandra Mori per questo microfono d'oro 2025 per Pop Economia Rumore. Seguitela, vi ripeto, insieme a tutta la programmazione di questa emittente al martedì dalle 16 alle 17. A me mette particolare orgoglio vedere che questa emittente viene riconosciuto il lavoro di tutti i colleghi, perché non è che il premio che può aver vinto lei o che posso aver vinto io insieme con Lorenzo, questi sono premi che valgono per tutta la radio, per tutti i colleghi, perché è la dimostrazione del fatto che in questa radio ci diamo l'anima tutti quanti dalla mattina alla sera, proprio perché crediamo in questo mezzo e crediamo di volervi offrire un prodotto, ripeto, degno del vostro tempo. Poi c'è chi può condividere, c'è chi può non condividere, c'è chi può anche fare la battutina da bar, ce ne fotte niente, detto tra noi, perché sappiamo la qualità del lavoro che facciamo e sappiamo l'impegno che ci mettiamo tutti i santi giorni. Per cui le risatine lasciano il tempo che trovano, poi ci danno i premi e le risatine finiscono, che è la cosa più importante. Quindi, come potete immaginare, io ci sto godendo doppio per questa radio, per Alessandra e per tutti noi. Allora, avete ascoltato Francesco Baccini con Quando del 1990, gran pezzo, devo dire la verità, e detto ciò, io vi faccio anche un appello, l'ho fatto ieri in apertura di trasmissione, ma lo voglio rifare a quest'ora. Allora, se state cercando lavoro, io ho qui un'offerta di lavoro per voi. A me non viene in tasca niente, però siccome sono nostri ascoltatori, lo voglio ripetere. Se voi vi trovate nella zona di Castano Primo, Legnano, Bienate, Dairago, Arconate, insomma l'Alto Milanese, c'è l'amico Salvatore Gaudino che ha questo panificio in via Vittorio Veneto al 47 a Bienate, telefono 0331 07 2865, ve lo ripeto, 0331 07 2865, che sta cercando un fattorino. Il fattorino deve avere la patente B perché gli offre un regolare contratto 30 ore di lavoro settimanali dal lunedì al sabato per consegnare il pane al mattino nei panifici, nei negozi dell'amico Salvatore. E allora è un lavoro onesto, pulito, vi mettono le marche e i contributi, vi fanno un regolarissimo contratto, quindi se avete voglia di fare un lavoro al mattino tra le 4:30 e le 8:30 alle 9 del mattino, 30 ore settimanali, lunedì, sabato, ma con tutti i crismi, stipendio, marche, contributi, ferie e quello che volete voi, allora telefonate al panificio di Salvatore Gaudino a Bienate 0331 07 2865. Chiamate, dite che siete ascoltatori del sottoscritto di Zoom su Radio Libertà e insomma candidatevi, il posto di lavoro può essere vostro. Sono le 19:43, Sveva, sai che c'è? Che ormai noi ce ne andiamo tranquilli in finale, perché domani tra l'altro è venerdì, lo sapete, torna Lorenzo Viviani, quindi ci ricostituiamo, a parte che noi lo siamo tutta la settimana, la coppia di pazzi di Chilometro Zoom al venerdì, per cui cominceremo alle 17:30 e che dire di più, che noi concludiamo la nostra trasmissione tra un minuto scarso e ci saluteremo con un gran pezzo cantato da Janis Joplin nel 1968, Summertime, che è veramente un gran pezzo musicale ed è veramente qualcosa di struggente, di appassionante nella voce graffiante di questa donna straordinaria, vittima di bullismo, vittima di incomprensioni
vergognose che ha dovuto subire anche un certo ostracismo da parte dei suoi coetanei mentre cresceva nel Texas degli anni 50-60, e però che anima divina che era Janis, e che cosa ci ha regalato con la sua voce graffiante, che cosa ha saputo cantare in versi immortali. Chissà se fosse vissuta a lungo che cos'altro ha potuto realizzare. Va bene, bella gente, noi abbiamo finito. Appuntamento quindi domani alle 17:30 sulle magiche onde di Radio Libertà con Chilometro Zoom. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Fish are jumping now. Hey, the cotton, Lord, cotton's high. Lord's high. Your dollar's rich. And your mom's so good looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry. Don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.